Siamo a Butrio, all'inizio, nell'entrata di Butrio. La cantina si chiama Aziende Vitivinicole Valle. Della mia famiglia, mia madre proveniva da una delle più grosse aziende agricole che si trovano in su in Carnia, e in Carnia non c'era la vite, l'unico vigneto l'avevano loro. E il nonno, che aveva questa sua nipotina, gli ha insegnato tutto quello che si poteva fare nella vigna, e lei si è talmente innamorata che quando poi si è sposata con mio padre, lei hanno preso su assieme nel 17, pensi, quando hanno dovuto scappare dopo, perché qua sono arrivati i tedeschi. Certo. Aveva preso su una trattoria con alloggio e con una cucina prettamente carnica. I vini chi li sceglieva? Naturalmente li sceglieva lei conosceva tutto ormai e aveva una passione formidabile per questo, per il vino, per la vite. Ma sai, nelle famiglie produttori di vino i figli nascono a contatto direttamente col prodotto alla fine, e soprattutto i genitori spesso sono bravi a portare i figli a continuare questa tradizione. Il vino, specialmente nel nostro territorio, fa parte di una storia molto importante, di storia enologica, ma c'è una storia che la gente ha vissuto e continua a vivere con questa realtà. Il libro l'ho fatto per cercare di difendere il mio lavoro, difendere ciò che stavo facendo e ciò che ho fatto,